Siamo qui con due nostri associati, l'azienda Rodaro e l'azienda Rubini. È nata un dibattito tra loro sul prodotto ribolla, ribolla ferma o ribolla spumantizzata? Per me non ci sono dubbi, la ribolla gialla tranquilla come vino di territorio è nata 700-800 anni fa ed è sempre stata presentata come vino di bassa gradazione alcolica e tranquillo, e quindi di poco colore, giallo palierino con un'acidità leggermente accentuata, ma per l'amor di Dio lasciamo stare la ribolla gialla spumantizzata. Beh, ciò che dobbiamo lasciare stare secondo me è il prosecco in Friuli. La ribolla gialla si presta perfettamente alla spumantizzazione. 700-800 anni fa, come ho già detto più volte, veniva bevuta torbida e durante la fermentazione, quindi semisecca e frizzante. Io ribatto che non ho niente contro colui il quale spumantizza la ribolla gialla, cerchiamo di chiarirci perché forse prima non sono stato sufficientemente chiaro. Ciò che mi disturba è che venga usato il nome di ribolla gialla su un prodotto spumante che esce da quella che è la tradizione. Uno deve essere libero di spumantizzare il pignolo, lo schioppettino, tutto quello che vuole, ma per l'amor di Dio lo chiami con un altro nome. Ma finché la legge ci consente di chiamarlo ribolla gialla lo faremo, è una cosa molto bella, proponiamo qualcosa tipica del territorio. Per tornare di nuovo alle tue affermazioni, basso grado alcolico, quindi di nuovo spumante, visto che le ribolle ferme oggi sono proposte a 13-13,5. Ma e quando andremo nei ristoranti ci diranno la ribolla gialla, sì, ma come la vuole? La vuole dolce, la vuole tranquilla o la vuole spumante? E se facciamo questo, perché non lo facciamo anche col Pinot Grigio, con lo Chardonnay, col Merlot, col Cabernet Franc? Cerchiamo di non creare confusione al consumatore in un mondo in cui noi in Friuli abbiamo già troppe varietà da dover spiegare. Se poi dobbiamo spiegare che ogni varietà può essere prodotta in 4 modi diversi, ci perdiamo, no? Beh, guarda, da bravi produttori prendiamo la palla al balzo e al consumatore offriamo una panoramica di tutte le modi di bere la ribolla gialla. Se non lo facciamo con altri vitigni è perché non si prestano alla spumantizzazione. Ripeto, è un eccellente vitigno per la spumantizzazione. Venite, ci sono tanti produttori che la stanno proponendo oggi in degustazione e proverete voi stessi.